Bentornati e bentrovati a Storie. Come ogni giorno delle nostre settimane proviamo a raccontare un pezzetto della storia dell'Occidente per capire un pezzetto in più di noi. E siamo arrivati a un'affermazione importante, l'affermazione che ci porta alla nascita della filosofia. La filosofia, e questo è molto importante, molto interessante, non nasce come un ragionamento, ma nasce come un nuovo modo di conoscere le cose. Questo credo che sia importante perché tante volte c'è l'idea che il filosofo e il filosofeggiare non sia nient'altro che inanellare una serie di ragionamenti, mettere uno dietro l'altro dei ragionamenti e un po' a scuola si studia la filosofia, il metodo, la ragione, è una disciplina che in qualche modo cerca di rendere conto dello stato delle cose. In realtà la filosofia, per come si pone nella storia, per come nasce nella storia, non nasce in maniera traumatica, ma nasce in maniera progressiva. Nel VI secolo in Grecia ci sono due grandi entità che sono profondamente occidentali, la satira nel mondo romano e la filosofia nel mondo greco. Queste due entità hanno dei link, hanno dei collegamenti con le culture attorno, ma sono un prodotto tipicamente locale. La filosofia è un prodotto greco ed è un prodotto greco del VI secolo, un prodotto greco del VI secolo che nasce in un momento in cui è venuto meno il potere centrale della monarchia, si è rinvigorito il potere periferico delle città e in particolare delle colonie, della Ionia e della Magna Grecia, il processo di colonizzazione del Mediterraneo si è portato a compimento, in quel contesto si diffonde lentamente la scrittura, non soltanto come mezzo di contabilità, ma come mezzo di espressione, si diffonde progressivamente l'abitudine di avere delle leggi sempre più simili fra città, quindi leggi universali, si diffonde un modo di scambiarsi le merci che non è più legato solamente al baratto, ma a qualcosa che assomiglia alla moneta, quindi l'idea che esista un valore oggettivo. Ecco che la filosofia trova il suo spazio di azione, trova la sua identità nel provare a leggere questa nuova situazione storica, questa nuova situazione culturale che si afferma nel VI secolo a.C. La filosofia non nasce perché improvvisamente qualcuno comincia a pensare, la filosofia nasce perché qualcuno comincia ad accorgersi che nella realtà esiste una saggezza che va al di là della singola civiltà, che va al di là della singola famiglia. Vi ricordate? Il mondo della lirica era un mondo di famiglie, il mondo arcaico lirico era un mondo di famiglie in lotta nelle eterie, nei simposi, fra di loro per affermare un proprio potere. Ecco, è come se ci fosse l'intuizione di qualcosa che è transfamiliare, transcittadino, transnazionale, qualcosa di profondamente umano. La sapienza non è qualcosa, come dire, di astratto o di esoterico. La sapienza è l'intuizione, l'amore per la sapienza è l'intuizione, amore per la sapienza è filosofia, è l'intuizione di qualcosa che esiste e che è vero al di là di tutto quello che passa. Ed è questa l'intuizione dell'uomo del VI secolo. Ed è questo che porta alla nascita delle prime forme rudimentali di filosofia. Come, in che modo, lo raccontiamo domani qui a Storie.